Buonasera cari amici e benvenuti anche questa sera a una piccola live del vostro Marietto Veneziano. Ho il microfono nuovo, quindi se non si sente o si sente male avvisate, per chiunque vede questo video. Allora, oggi parleremo dell'unicornio che ha ucciso il classico boss della, come si dice, della politica. È una battuta, chiaramente. Tanto per farvi capire che, ma prima di iniziare questa piccola live, vi voglio dire che fra un po' inizia alle 9, alle 21:30 sul canale YouTube di Hildegarda di Sibille Interattive Gratuite, quindi fra poco meno di 1 ora e 40 neanche dovrebbe esserci Hildegarda Live. In più, se non ancora avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano. Vi ricordo per i nuovi, perché ogni mese più o meno, ciao Maria Gesualdo, grazie di avermi salutato. Perché più o meno 7.500 persone ogni mese vedono questi video e molti sono nuovi, non conoscono il Marietto Veneziano. Vi dico che qui sotto ci sono i link per poter accedere al sito capitano.intervista.org, dove ci sono più di 20 ebook gratuiti, più ci sono una sezione shop, il pendaglio da 150 euro, le pulizie da 100 euro e altri due ebook, uno da 50 e l'altro da 70 euro, valgono tutto il prezzo per il. Ma stasera vorrei parlare un po' dell'unicorno, no? Che questo soggetto mitico che dovrebbe fare miracoli. Molte persone, molti ragazzi poi li disegnano e li dicono. Ma perché questo, come si suol dire, questo titolo un po' altisonante, un po' canzonatorio? Per il semplice fatto che molte persone giovani, no, giovani, piccoli, per me piccoli sono da 30 anni in giù, perché una volta sapete che il giovane finiva a 14 anni, da 14 anni l'adolescenza non esisteva, si andava nei campi a lavorare, massacrarsi, si diventava uomini, no? Mio padre adottivo a 14 anni era in fornaci e guadagnava come suo padre, perché non esisteva l'adolescenza. Oggigiorno invece l'adolescenza si è un po' dilatata, è diventata XL, extralusso, e quindi il giovane che moriva a 14 anni per diventare uomo, oggi non muore più, diventa adolescente e muore a 30-40 anni per diventare uomo. Quindi per quelle persone che sono ancora sotto i 30 anni, sono in un certo senso. Ciao Cristina. Grazie Cristina di questo complimento. Quindi per tutte quelle persone che purtroppo o per fortuna, perché stiamo vivendo in un periodo di grassa, come si suol dire, di veramente abbondanza sotto tutti i profili materiali, sebbene io continuerò a dirlo, noi abbiamo perso la seconda guerra mondiale, no? Perché la gente ha la memoria corta, ma i gruppi misterici non hanno la memoria corta, eh? Quindi bisogna sempre ricordarsi che bisogna sempre stare sveglio, con l'occhio vispo, perché sennò gli altri entrano e ci bucano, come dicevano gli 883 in una canzone, no? Quindi per tutte quelle persone che sono un po' facilmente influenzabili perché vanno sui social e seguono queste new ageate, no? Paroline di qui, pezzi di ferro di là, angeli colorati che scendono. Adesso ultimamente anche i telegiornali stanno bombardando che arrivano gli extraterrestri. Insomma, per tutta quella fascia di persone, insomma, che non hanno ancora le ossa materiali del corpo spirituale solido, che non hanno visto abbastanza per credere, no? Che esistono altre cose, io dico di non correre dietro a tutti i suonatori di piffero, perché ci sono molte persone, purtroppo, me ne rendo conto tutti i santi giorni, che giocano un po' sul fatto della felicità a basso prezzo. Se una volta, sto parlando di 80 anni fa, il 90% di persone era analfabeta e arrivava a 14 anni e non andava a scuola, ma andava nei campi di lavoro col proprio padre, l'80% della popolazione era analfabeti e agricoltori, non esistevano industrie 80-90 anni fa. Le persone, buonasera Loredana, le persone quindi diventavano uomini prima. Oggigiorno a 30 anni molti si fanno in un certo senso pilotare e manipolare da questi suonatori di piffero, energia colorata a destra e a sinistra, ti alzo le vibrazioni a destra e a sinistra. Quelle cose lì sono un po' da Luna Park, da baracconi. Tutto costa fatica studiare
costa, andare a scuola costa, crescere costa, tutto costa, se non c'è prezzo non c'è karma e quindi la prossima volta si fa. Io vi faccio solo un esempio. Quando 5 anni e mezzo, eravamo dentro questo gruppo Bertoldo, per chi è nuovo e vedrà questo video gli conviene andare a vedere le altre pillole se non sa, se no non sa cos'è questo gruppo Bertoldo. A un certo punto il capitano degli alpini, io non sapevo cos'era il denaro, ma per stimolarci ci ha in un certo senso fatto apparire un bancale pieno di lire, no? Io chiaramente non avevo capito che cos'era, ho capito dopo nel tempo. E chiaramente questi altri del gruppo Bertoldo hanno visto questo bancale, ci sarà stati 1 miliardo di lire, non so, adesso quantifico così a caso. No? È chiaro che ci ha aumentato la fede, però quando quel giorno che abbiamo detto adesso capitano degli alpini abbiamo bisogno di money, il capitano degli alpini ci ha detto no cari, io non vi do niente, dovete guadagnarvelo perché sennò non fa karma. No? Lui avrebbe potuto evitarci tantissime fatiche, ma non ci ha mai evitato i calci nel fondoschiena, no? A tutti, no? E che dolori, che sofferenze, che pianti. Quindi quando noi parliamo o io faccio dei video, so che c'è una fetta di persone che l'adolescenza l'ha vista bella piena, e mentre un'altra fetta di persone della mia età, l'adolescenza l'hanno vista un po' più ristretta. Quelli dei nostri genitori, io parlo per quelli che hanno più di 58 anni, dall'adolescenza non hanno visto, sono passati da 14 anni bambini praticamente a uomini. Però c'è questa fetta che arriva più o meno a 30 anni che è manipolabile, è stereotipata, chiamatela come volete, segue le mode, segue quelle divise da baraccone, che purtroppo gli segnerà poi nel futuro, dopo i 30 anni, la vita. Quindi meno si fa influenzare prima dei 30 anni e meglio è. No? Perché poi dopo le persone si incominciano a sentire che hanno patologie, magari non ne hanno, sono persone sanissime e cominciano a sentire patologie oppure con questo Covid, questo minestrone insomma è una guerra questa, parliamoci chiaro. Ma le persone si sentono malate anche se non lo sono, cioè sono sane e si sentono malate. Quindi il vostro maletto cosa vi dice? Vi dice di stare fermi, non spaventatevi di niente, noi ce la faremo, abbiamo attivato chiaramente chi segue il mariato illegale, abbiamo attivato tutti i circuiti, certamente chi segue sempre il mariato veneziano e ha visto le pillole, ha scaricato gli ebook gratuiti, tutto quanto, ma non deve aver paura, deve essere fermo e saldo. Chiaro che poi anche prima c'erano delle influenze che facevano il loro lavoro, no? E purtroppo le influenze le ha create il Padre Eterno, cioè questi virus, no? Però non dobbiamo essere in un certo senso più influenzabili del solito solamente perché bombardano alla TV. Appena uno ha uno starnuto, pam, Covid di qua, Covid di là. Il problema esiste e bisogna essere tranquilli e risolvere tranquillamente, perché sennò va a finire che le persone si ammalano anche se non hanno niente e diventano un po' ipocondriaci. Quindi, perché questa pillola? Perché, soprattutto per i giovani dei 30 in giù, no? Perché poi dopo dei 30 in su uno incomincia a farsi le ossa, lo scheletro, l'armatura, la corazza, la vita l'ha colpito così tante volte che molto probabilmente dei 30 in su incomincia a cercare qualcosa di buono. Ma dai 30 in giù, chiaramente ancora in quella fase adolescenziale, anche se una volta finiva a 18, ma oggigiorno ci troviamo, come diceva un ministro italiano, i bimbo minchia, no? Qualcosa del genere, anche a 30 anni. Questo purtroppo è anche un effetto collaterale del benessere, no? I ragazzi sotto i 30 anni hanno voglia di fare, purtroppo sono in un meccanismo che non era come l'ha avuto mio papà che a 14 anni era già nelle fornaci a lavorare con la carriola. Quindi a tutti quei ragazzi che sono molti di più, no? Sono un po' più eruditi, hanno studiato, magari hanno anche una laurea in tasca, io dico di non spaventarvi, accendete, attivate tutti i circuiti gratuiti nel sito del capitano.cristtian, potete scaricare tonnellate, ne hanno già scaricati più di 150.000 alla fine, di cui praticamente ci sono in giro 2 milioni di circuiti targati Marietta Veneziano. E poi non, in un certo senso, seguite quelle mode da New Age,
da angeli colorati, adesso stanno lanciando che arrivano gli extraterrestri, quelle cose lì nella Kabbalah gli extraterrestri non esistono proprio, eh. Sono geni che si come i lim, cioè voglio dirvi, se voi vedeste un lim cosa riesce a fare, pensereste che gli extraterrestri ci hanno invaso. In realtà loro sono sempre stati con noi e ci accompagnano in questo cammino che è la vita. Bene cari amici, vi ricordo che fra pochissimo il De Garda alle 21:30 nel suo canale fa le sibille interattive gratuite. Vi ricordo anche i 2 ebook che sono appena usciti, Radionica Magica di 50 € personalizzabile, il De Garda ha spiegato benissimo che cos'è, e anche quello di Radionica e Abbondanza, che è un po' più, diciamo, magico, nel senso che bisogna operare con le candele, la vestizione, però chiaramente è potente perché c'è l'influsso della candela sulla piastra eterica lunare. Poi il ciondolotto, per chi l'ha acquistato, chiaramente già quello lì è una fortezza, no? Adesso vi dico che per chi lo acquista lo acquisterà, ma ne abbiamo tantissimi in ordinazione, ci vuole minimo un mese, 2 mesi, a dipendenza delle lavorazioni, delle programmazioni che uno vuole aggiungere. E niente, penso di aver detto tutto per questa sera e vi ringrazio di avermi ascoltato. E chiaramente seguite sempre Pier. Mi ricordo però che il Marietto ha già fatto 1140 pillole. Se tu sei nuovo e mi segui, ci sono più o meno una sessantina di pillole solamente che si chiamano Radionica Basic, no? Lezioni di Radionica Basic, e spiegano come utilizzare alcuni circuiti, una cinquantina, ma Marietta ne ha messi più o meno 200, penso, nuovi, no? Nei vari ebook, quindi chi vuole può andare lì, perché è difficile trovarmi, perché ormai ce ne sono così tanti di video che molto probabilmente questi qui sono caduti sotto e YouTube non li mette in bella mostra, diciamo così, no? Quindi chi vuole studiare qualcosa a buon mercé, a prezzo zero, basta che vada a seguire le lezioni basic del Marietto veneziano, ce ne sono 55, 59, qualcosa del genere, con i vari circuiti che io posto regolarmente sui social, senza scrivere niente, perché penso che poi la gente preferisca andare a vedere proprio una lezione gratuita. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito. Ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando, 21:30, canale di Illegale, Sibille Interattive. Grazie e alla prossima. Ciao.